Primo giorno di zona rossa qui a Treviso, via Roma. Come commercianti, come state prendendo questa iniziativa? Positivamente? C'è qualche timore? Qua nessuno ha paura di nessuno, noi non abbiamo paura, insomma, vogliamo soltanto lavorare tranquilli. Se questo ci permette di lavorare ancora ci permette di lavorare tranquilli, ben venga. E per il resto sì. Speriamo, per il momento è come sempre, per il momento, quindi non è cambiato niente. Bisogna vedere dopo, per gli orari pomeridiani, se succede qualcosa, se comincia ad aumentare la gente, insomma. Oh, grazie. Siccome la zona rossa dovrebbe limitare la gente, tra virgolette, pregiudicata, speriamo, adesso vediamo pomeriggio come si svolge. E per il resto niente, si spera bene, dai, vediamo come finisce la giornata. Per il momento a posto, per il momento tutto tranquillo e niente. Quindi nessun cliente vi ha chiesto magari maggiori informazioni su questa cosa? Vabbè, molti clienti magari non sanno cos'è la zona rossa, neanche io lo sapevo, però sì, adesso lo so e sì, se mi chiedono gli dico. Bisognerebbe anche quando succedono certe cose cercare di denunciare il fatto alle forze dell'ordine in modo che la zona rossa effettivamente serva a qualcosa, perché se poi succede qualcosa e non viene denunciata quella cosa rimane sempre la stessa storia. Quindi anche se magari avete paura, non avete il coraggio, bisogna cercare di farsi coraggio e denunciare il fatto alla persona per insomma rendere concreta questa zona rossa. Grazie. Quindi sì.